Ecco, a me intanto fa molto piacere che ci siano stati tutti questi interventi che in qualche caso hanno rappresentato idee diverse, modalità diverse di vedere le situazioni, hanno affrontato un tema enorme come quello che stiamo cercando di affrontare con un titolo. Abbiamo messo il titolo questa sera parlando della fragilità di Venezia. Qualcuno ha detto non si tratta di equilibrio, perché questo tavolo ha cercato di parlare di equilibrio tra Venezia città e la laguna e equilibrio interno alla laguna. È vero che in fondo Venezia è nata con un disequilibrio, nel senso che è nata, come dire, con la necessità di guardare verso se stessa e la propria manutenzione costantemente. Di questo ci si è dimenticati nel tempo e si è dato invece maggior valore agli interventi che l'uomo ha prodotto nell'ambito lagunare senza curarsi troppo delle conseguenze. Un po' tutti gli interventi di stasera, è stato interessante per me ascoltarvi, lo ha di fatto inserito come uno dei problemi veri che ci sono stati. Di qui un richiamo forte, che sta diventando sempre più forte. Ecco, io su questo voglio dirlo a Giacomini, voglio dirlo a Manuele che ha parlato, ad Andreina. Io credo che ci sia un'attenzione verso Venezia come probabilmente non c'è stata forse mai. Purtroppo sì, come diceva Francesca, quello che il FAI si è reso conto sia uno dei temi da portare all'attenzione mondiale con una richiesta all'UNESCO di inserire nella danger list la città di Venezia, quindi una città a rischio. Questa è una percezione che abbiamo davvero in tanti, anche nella terraferma, anche a Roma, e che come dire, ci porta a immaginare, lo dico a Maurizio Trovato, a cui mi lega un rapporto di molti anni fa, quando insieme, ciascuno per conto proprio, ma andavamo appunto a dare gli aiuti nell'ex Jugoslavia, e devo dire, dobbiamo cominciare ad evitare tutte queste uscite malsane che ci sono state nel corso di questi mesi, di questi anni. Non do solo la colpa a Brugnaro, in cui ciascuno ha visto il suo pezzo, ha voluto raccontare la sua canzone, no? Cantare la sua musica, senza preoccuparsi davvero, no? Di trovare una governance ai problemi. E quello che diceva adesso Giacomini, e che condivido totalmente, dicevo poc'anzi proprio Ilaria, dico adesso che ha parlato Giacomini non serve più che spiego, no? Perché è vero, insomma, 2 anni fa il Parlamento italiano, il Senato, una delle 2 branche di cui è costituito il Parlamento italiano, ha votato pressoché all'unanimità questa necessità, cioè quella di andare per Venezia, per la sua delicatezza, per la sua fragilità, per il suo precario equilibrio, a confrontare, a mettere sul tavolo con trasparenza, attraverso la procedura della débat public, che adesso sta diventando negli appalti pubblici, grazie a Dio, insomma, qualcosa decisamente sta avvenendo da questo punto di vista, sommersi come siamo stati da una corruzione che ha davvero reso i rapporti tra istituzioni e cittadini ai minimi termini, davvero, come dire, inserito il tarlo del dubbio in ogni e qualunque ipotesi di soluzione. Io mi ricordo, guardate, quando ero capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, che a seguito di una trasmissione televisiva, perché non abito a Venezia, quindi non avevo contezza di quello che era, diciamo, sì, avevo letto come tutti i giornali e sapevo quello che era avvenuto con il Mose, no? Le scelte fatte, ma a un certo punto mi ha stupito il fatto che, per esempio, si fosse scelto di fare un cernieramento al Mose così costoso, inutilmente costoso e maggiormente costoso anche nella manutenzione, per cui avevo chiesto un'inchiesta all'interno della commissione regionale di cui facevo parte, chiedendo che si aprisse una valutazione su quello che stava avvenendo all'interno del Consorzio Venezia Nuova rispetto al Mose. E dopo poco, cioè dopo circa 1 anno e mezzo, ho sorriso pensando come mi avevano preso in giro tutti,
perché il magistrato alle acque che avevamo sentito era corrotto e quindi era esattamente della partita. Erano corrotti i vertici e il consiglio di direzione del Consorzio Venezia Nuova, era corrotta la Guardia di Finanza che avevamo ascoltato, erano tutti corrotti, tutti facevano parte di questo terribile gioco a chi spreca di più, spende di più, trattiene di più per sé. C'è una malattia che non è, come noi pensavamo, ancorata alle città di Reggio Calabria, di Palermo. No, era arrivata in Veneto e si era cosparsa in modo così esaustivo, così fondamentale, da non lasciarci neppure un interlocutore sano. No? Certo, le procedure hanno contribuito, però guardate, l'ho detto adesso, non mi ricordo chi quando è intervenuto, io penso davvero che noi dobbiamo rinsavire. Noi abbiamo costruito questa piccola realtà, come diceva Stefania, che voglio ringraziare particolarmente insieme a Monica, Francesca e Ilaria stasera, infatti un bel tavolo di donne. Non l'abbiamo fatto apposta, ci è venuto così, giuro. Però io ho portato le mimose da casa per loro, tutta roba di casa mia questa. No? E devo dire, ho proprio, come dire, la percezione che questa città, anch'io distingo, certo, tra Marghera, Mestre e Venezia, però guardate, non so, adesso c'è il referendum, il quinto referendum, anche qui, no? Quinto referendum sulla divisione di questa grande città in pezzi. Favaro se n'è andato, no? Favaro, il Cavallino se n'è andato, ed è l'unico pezzo di città che ha scelto di andare via. Bisognerebbe fare anche un'analisi se si considera soddisfatto dell'essersene andato, mi piacerebbe capirlo, magari ascoltandolo. Però al di là di questo dico, quando io vedo ciò che è accaduto su Marghera, con la commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, recentemente proprio quest'estate abbiamo analizzato la situazione del disinquinamento della laguna di Venezia, e anche qui abbiamo visto cose inaudite, ti fanno accapponare la pelle, che ti fanno tornare a casa che sei veramente depresso, e dici: ma cos'è che si salva in questo paese? Cosa riusciamo a salvare di quello che abbiamo messo in campo? 780 milioni già spesi, poi cifre pazzesche, perché ne sono stati versati di soldi su Venezia, ma mai per cose fondamentali, per le manutenzioni, per la pulizia dei canali. Ne sono state fatte di cose in questa città. Io leggevo la vostra storia dal punto di vista anche idraulico, insomma non lo dice Laura Puppato, che potrebbe contare molto poco dal punto di vista dell'ingegneria idraulica, ma lo dice Del Paus, no? 1920 la costruzione del canale Vittorio Emanuele ha portato a un aumento delle correnti, ha portato ad un raschiamento dei fondali, ad un abbassamento. Nel 1950 il prelievo d'acqua da Marghera ha prodotto 12 centimetri di abbassamento di tutta la laguna e di tutto l'abitato. Nel 1960 ugualmente, quando abbiamo interrato i canali, abbiamo messo in campo nuovi ampliamenti di canali, quindi con tutte le difficoltà poi di riuscire a mantenere un equilibrio che mantenesse in vita la laguna e quindi la città di Venezia. Le abbiamo davvero tutte. Le abbiamo fatte tutte contro questa città. Questa città c'è ancora, nonostante gli uomini e le donne che l'hanno, come dire, usata, abusata. Vorrei dire che è stata una violenza di gruppo, d'accordo? Ecco, allora io penso che dobbiamo tornare a ragionare. Vi do una discreta buona notizia, oltre a quella che appunto aveva dato già Giacomini, cioè abbiamo anche i decreti attuativi relativi alla legge sugli appalti, la nuova legge del codice degli appalti, quindi finalmente avremo, come dire, gli elementi della partecipazione, gli elementi che non si può più affidare un appalto al minimo ribasso, al massimo ribasso. Insomma, ci saranno elementi di garanzia, di controllo diverso, d'accordo? Non si potrà in corso d'opera chiedere aumenti per gli interventi, perché è chiaro che ha aiutato la legislazione italiana a procedere con la corruzione. Però oggi, proprio con la legge speciale su Venezia, che è tornata, vi do questa buona mezza
notizia che è tornata nella Commissione Ambiente del Senato, che abbiamo ripreso in mano, su cui c'è un impegno del governo. Andremo nei prossimi giorni a parlare con il Ministro Del Rio per riuscire a capire l'intenzione del Ministro per i trasporti pubblici appunto e per la mobilità, per riuscire a capire con quanto interesse possiamo procedere anche rispetto alle necessità economiche che inevitabilmente la legge su Venezia implica. Però io credo che con la legge speciale su Venezia non c'è, lo diceva qualcuno prima, solo il tema economico. Non fossilizziamoci solo sul tema economico. Il tema economico spesso è ed è nota in una città, come diceva Ilaria, che ha, volenti o nolenti, 32-34 milioni di turisti, d'accordo? A me i veneziani dicono che sono il doppio, te lo dico come amministratore, lo dico anche a Monica, perché sembra che un bel pezzo sia nel nero e non vengano quindi ad essere registrati. Quindi forse arriviamo a quella somma che diceva prima Francesca, che complessivamente è più vicina ai 60-70 milioni di turisti per Venezia che non ai 32-34. Io credo che per la vivibilità di questa città, di questo pezzo di città storica di Venezia, sia necessario porre un limite. Io credo che nessuno oggi verosimilmente sia davvero convinto che il tema delle grandi navi possa rimanere com'è o addirittura essere incrementato alla marittima. Non sento nessuno più parlare così oggi. Tutti si chiedono quando e come avverrà che le grandi navi non passeranno più, come dire, no? Davanti a Piazza San Marco, insomma, per raggiungere la marittima. Quindi il tema è della delicatezza di un ecosistema che noi non possiamo più non considerare l'elemento vitale per l'esistenza in vita della città, non solo perché il FAI appunto ha portato all'attenzione dell'UNESCO mondiale il rischio concreto e reale che questa città non viva. E voglio chiudere, mi è venuto in mente arrivando qui stasera per strada con, non so se vi ricordate, quando DiCaprio ha preso l'Oscar l'altra sera, no? Ha detto una cosa che mi ha colpito, con una frase molto semplice, no? Ha detto sostanzialmente non c'è nulla da dare per scontato. Ha detto let us not take this planet for granted. Io direi don't take this town for granted, cioè non diamo per scontata la città di Venezia, cerchiamo di capire insieme con quale governance. Tutti, io ho 3 disegni di legge sulla specificità di Venezia, grandi pagine sulla governance, è importante, sicuro, ma non è che se lo chiamiamo comitatore piuttosto che consiglio consultivo, piuttosto che... Io credo che noi dobbiamo pensare che chi ha responsabilità sia identificabile, che si lavori bene insieme, comparando le questioni, mettendo sul tavolo le conseguenze, ragionando dei costi in maniera trasparente, alla luce del sole. Possibile che in tutti i paesi del mondo si riesce a fare questo e noi non ce la facciamo? Ecco, io spero che la legge speciale su Venezia, che è unica e speciale, sia una legge leggibile da chiunque, che faccia comprendere l'importanza della partecipazione, che metta in fila le responsabilità, che conduca esattamente alle, come dire, alle direttive e chiaramente delinei, come dire, in capo a chi sta che cosa, va bene, e che si proceda con i piedi di piombo rispetto a una città che non può più essere abusata. La ragione di questo convegno stasera è proprio nata da questa estrema delicatezza della città e da questa forte attenzione che viene dal governo, che viene dal Parlamento, che viene dal Consiglio Comunale, che viene dal FAI, che viene da tutte le persone, e sono tante, e ce ne sono ancora di più fuori da Venezia, che Venezia l'amano profondamente e la vogliamo salvare.